Una folla commossa di amici e parenti si è raccolta nella chiesa parrocchiale di Concio, suo paese natale, per rendere l'ultimo omaggio a Emanuele Bellò, da molti conosciuto come Beppo Gobbo da Casier per i suoi pronostici in dialetto nel celebre Schieson Trevisan, il più antico almanacco d'Europa, dove riusciva a trasformare il dialetto in poesia, ironia e sapienza popolare. Uomo di studio e di profonda umanità, Bellò è stato molto più che un docente dell'Istituto Riccati. Per generazioni di trevigiani è stato un custode di memoria, un ponte tra la lingua antica e la Treviso di oggi. Nel suo sguardo riservato abitava una passione sconfinata per la cultura locale, oltre 150 libri, centinaia di recensioni e un impegno costante nel valorizzare artisti, poeti e tradizioni. Era schivo ma generoso, ha ricordato la figlia Federica durante la cerimonia. Amava il silenzio e lo studio, ma anche la vita e la gente della sua terra. Caro papà, quante cose belle hai trasmesso anche a me. L'amore e la cura per le persone fragili, la passione per i libri e la letteratura. Tutte queste grandi cose sono arrivate fino a tuo nipote Lorenzo, che per te ha un'ammirazione unica e da grande vuole fare lo scrittore come te e diventare come il nonno famoso. Accanto a lei la moglie Marinella e le numerose associazioni culturali che Bellò aveva sostenuto e ispirato negli anni. Dal gruppo folcloristico trevigiano alla pastoria del Borgo Furo, dalle baghe della Zosagna ai trevigiani nel mondo, tutti uniti in un abbraccio ideale per chi aveva fatto della cultura trevigiana la sua casa e la sua voce. Anche online una vera ondata di affetto e riconoscenza ha raggiunto la famiglia, messaggi, ricordi e parole di gratitudine per un uomo che con discrezione e intelligenza aveva saputo toccare il cuore di molti. Caro prof, dopo 30 anni ancora ricordi una persona buona e saggia, riposa in pace. Mi dispiace tantissimo, un altro pezzo di Treviso che se ne va. Lo Schieson continuerà il suo cammino come ogni anno da oltre 3 secoli, ma da oggi avrà una pagina speciale dedicata a Emanuele Bellò, l'uomo che seppe leggere il cielo e il tempo con l'anima di Treviso. Lui ce l'ha confezionato, ce l'ha impostato, è stato fondamentale per noi ed è sicuramente una grave perdita.